Allora, mister Fabio Toffolo, oggi è arrivata una vittoria per 4-0 ed è un vero peccato dover salutare la Serie B dopo una prestazione del genere e dopo, l'abbiamo detto, 12 risultati utili consecutivi. Sì, e anche le ragazze oggi hanno dato tutto, quindi sapevano che dovevano fare una grande partita per portare a casa i 3 punti. Dopo 20 minuti eravamo 3-0, quindi sono entrati in campo col piglio giusto e dopo le prime 3 azioni abbiamo fatto 3 gol e la partita praticamente si è chiusa là. Quindi diciamo una prestazione perfetta, primo quarto d'ora. Come le hai motivate in settimana sapendo che comunque oggi non dipendeva solo dai vostri 3 punti? Le ragazze ormai 2 mesi che sanno che dobbiamo fare il nostro e dopo dovevamo aspettare i risultati delle altre squadre. Quindi non è stato difficile, sono state brave e intelligenti a entrare in campo e fare il loro dovere. Un pensiero invece quando ovviamente qualche notizia dagli altri campi credo arrivasse anche in panchina, quindi forse il body language qualcosa ha fatto trasparire, a quel punto là però siete riuscite a completare al massimo la vostra partita tenendo comunque il pallino del gioco anche nel secondo tempo. Sì, e eravamo sempre con un orecchio agli altri campi perché dovevamo aspettare un risultato sbagliato dalle altre. Non è arrivato, noi abbiamo fatto il nostro, magari si può recriminare su qualche risultato passato di poco spessore, però le ragazze non posso chiedere di più, quindi bravissime tutte quante fino all'ultimo minuto. Domenica si chiude a Castelnuovo, partita a questo punto ininfluente. Ti chiedo se nei tuoi pensieri c'è di dare magari minutaggio, spazio a giocatrici che ne hanno avuto un po' meno, oppure se comunque vorrai confermare la migliore formazione per chiudere con 3 punti comunque questa bella avventura. Adesso in questo momento non lo so di preciso perché meriterebbero di giocare tutte e 23, quindi adesso ci alleniamo questa settimana serenamente e prepariamo la trasferta di Teramo e dopo deciderò il da farsi. Comunque ho 23 ragazze eccezionali che sapranno rispondermi in maniera perfetta domenica prossima. Allora, siamo qui con mister Cristian Dori del Vicenza. Mister, quest'oggi sicuramente una partita non semplice per voi nell'approccio, dove comunque nel primo quarto d'ora il Vittorio Veneto ha fatto 3 gol, però alla distanza siete uscite, una bella reazione, sicuramente nel girone di ritorno siete cresciute moltissimo e i risultati vi danno merito. Abbiamo avuto un approccio che è pessimo e ancora a parlare bene. E non ci si può permettere approcci così con squadre così quotate come il Vittorio Veneto e giustamente siamo scesi sotto di 3 gol subito. Poi rimettere in piedi la partita era anche un po' difficile. Ci abbiamo provato, ma comunque la qualità del Vittorio è onestamente superiore al nostro, l'organizzazione del gioco è superiore alla nostra, quindi non era una partita facile da vincere. Fa quel che comunque buttarla via in 15 minuti, quella sì, quella fa un po' pensare. Infatti hai fatto tanti cambi tattici anche nella prima mezz'ora, nei primi 34 minuti, e poi però la squadra ha trovato la quadra perché difensivamente si è mossa meglio, gli ingressi sicuramente hanno dato qualcosa in più, nel complesso direi un buon secondo tempo che dimostra che siete comunque cresciuti molto rispetto al girone d'andata dove già avevate giocato bene nel match perso da voi. Questo vi ringrazio. Sì, avevamo comunque pensato una partita in maniera diversa di come siamo partiti. Poi questa modulazione, questa formazione, queste persone avevano portato dei risultati a casa. Allora per lavorare anche un po' sulla confidence stessa dei risultati, all'ultimo abbiamo scelto di ritornare in campo così com'era. Sapendo che comunque era molto più difficile affrontare il Vittorio per gli esterni che hanno, per la capacità della PI, che è un centravanti veramente, veramente bravo. E parti rischiando, parti anche con un approccio basso, e 1 più 1 fa 2, poi altri 2 fa 4, 0 a 4. Però per il futuro da dove si riparte? Perché questo Vicenza ha dimostrato di avere elementi validi e sicuramente la Serie C del prossimo anno interregionale sarà molto molto competitiva con tutte le squadre scese dalla B. Ma riteniamo che comunque il Vicenza l'anno prossimo farà un campionato, ci si augura migliore come risultati sportivi. E il Vicenza in crescita deve ancora crescere. Posso anche dirvi, insomma, fra un po' diventerà anche ufficiale. A Vicenza è stato portato un progetto di filiera che durerà 5 anni, che cura proprio le pulcine fino a esordienti giovanissime, fino alla primavera, proprio per riuscire comunque ad avere ciò che serve al calcio dilettantistico, una raccolta piccola di giocatrici molto formate. Non ci interessa che siano in futuro talenti, no, se sono talenti fioriranno. Ci interessa che ci siano giocatrici che fanno quello che è stato fatto in questi mesi in prima squadra, però prima quando non devi lavorare, non devi fare l'università, quando fai le medie, le superiori e così via. Il progetto di Vicenza è ambiziosissimo,
si trova una dirigenza che è anche lungimirante e predisposta a sostenerla, ci sostiene moltissimo. Partiamo da qui, comunque partiamo dal fatto che il Vicenza, questo giovane Vicenza, ha tirato fuori grandissimi valori quest'anno, umani, sportivi, di gruppo, educativi anche nel confronto delle ragazzine. Quando si lavoriamo spesso con altre ragazzine più piccoline. Partiamo da qui, cioè partiamo dal voler fare un calcio che sia a misura di ragazza e che sia vicentino fondamentalmente. E noi vi auguriamo il meglio ovviamente. In bocca al lupo e grazie. Grazie infinite a voi.